Uno dei primi obiettivi di questo progetto era quello di raccontare la storia dei 50 anni della nostra regione con gli occhi di un ragazzino delle scuole, di qualsiasi età in realtà, cercare di capire le ragioni che hanno portato alla costituzione di questo straordinario organo di governo e riuscire, grazie a queste puntate, a raccontare ogni singolo evento, facendo un po' di sintesi naturalmente fra le varie legislature, cercando di entrare nel cuore di questi ragazzi che un giorno, e speriamo presto, guarderanno questa serie TV dedicata alla storia della nostra regione. Questo documentario, che si occupa dei 50 anni della regione, come sapete, dal 1970 al 2020. Ebbene, io non faccio parte di questo cinquantennio, in quanto sono stata eletta nella nuova legislatura, quella appunto del 2020. Per me ha voluto dire molto questa testimonianza, perché credo che debba essere per noi che siamo subentrati un monito nel perseverare nell'impegno e soprattutto per non venire mai meno a quelli che sono i nostri ideali per il bene della nostra regione. Quando hanno ricostruito le vicende di 50 anni, so per certo che nessuno ha voluto in qualche modo orientare la ricostruzione. Questa è una chiave per leggere, come io ho letto, tutti i fotogrammi e i commenti che ci sono stati. Dentro c'è una rassegna di piccole e grandi cose, ma c'è la prova provata dell'edificazione di una costruzione che ha aggiunto mattone a mattone, giorno dopo giorno, e se oggi noi possiamo considerare, nonostante tutte le difficoltà, il Veneto come una delle migliori regioni, ma non lo dico perché c'è da vantarsi di qualche cosa, semmai si può dire di essere fortunati, e se sta al passo con le migliori regioni d'Europa, beh, i giovani di oggi e anche i meno giovani è bene che riflettano, sia con riferimento a ciò che stanno ereditando, sia con riferimento a quelli che hanno costruito o che hanno beneficiato del lavoro di tanti.